Un nuovo progetto per permettere di andare in piscina in bici in sicurezza. A presentarlo questa mattina nella sala gruppi del comune di Rovigo il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Mattia Moretto, insieme ad Adriano Mantoan, responsabile provinciale per la sicurezza, e ai dirigenti di partito Matteo Silvestri e Claudio Boreggio. Questa mattina ho fatto protocollare un'interrogazione con la quale noi proponiamo un progetto di interesse per tutta la città, spiega il consigliere Mattia Moretto. Si è parlato a lungo, soprattutto in campagna elettorale, della sicurezza dei ciclisti a rischio nel tentare di raggiungere la piscina. Sicurezza che ora, appunto, non c'è. Ma abbiamo una soluzione. Un collegamento da via Vittorio Veneto che arrivi al polo natatorio da dietro. Andrebbe a rispondere in maniera importante ad un'esigenza di tutti e riqualificherebbe un'area demaniale già in carico al consorzio che passa vicino alla ciclabile di via Forlanini. Si capisce quindi come potrebbe essere importante, anche in un'ottica futura di mobilità sostenibile e circolare. Abbiamo parlato in via informale e interlocutoria con il consorzio e ci hanno risposto positivamente per quanto riguarda la fattibilità dell'opera. Vogliamo dimostrare che Fratelli d'Italia vuole essere partecipe e propositiva nei confronti dell'amministrazione. Non vogliamo criticare ma dare risposte e questa è una proposta utilissima, aggiunge Silvestri. Il progetto, in poche parole, consiste nella realizzazione di una ciclabile che potrebbe collegare via Vittorio Veneto a viale Porta Po, totalmente immersa nel verde della zona denominata Bosco Val Dentro, costeggiando il canale Ramo Storto per circa 820 metri.